Corriere Imprese Nord-Est, 13 marzo 2023. I nativi digitali e l'intelligenza di Joule per il capitale umano. Di Joule Company e della sua fondatrice Laura Sposato si è occupato recentemente anche Forbes Italia. Lo scorso 9 marzo 2023 sono stati pubblicati i nomi degli under 30 di Forbes Italia per l'anno 2023. Tra questi 100 nomi c'è anche quello di Laura Sposato, la fondatrice di Joule Company. Cosa c'è di originale e di innovativo nelle esperienze imprenditoriali di Laura Sposato e di Joule Company? Vediamolo. Nei primi concitati mesi da quel 30 novembre 2022, quando OpenAI ha lanciato ChatGPT, si è acceso un gran dibattito sull'impatto di questo salto evolutivo nel lavoro, nelle relazioni sociali e nella gestione del capitale umano. Joule Company, la startup veneta fondata nel 2021 dall'allora 23enne Laura Sposato, si inserisce nel solco di queste innovazioni, capaci per davvero di cambiare un paradigma. Perché? Come? Algoritmi. Si dice che il lavoro sia uno stare in situazione. In pratica vuol dire che la qualità dell'esperienza personale della prestazione lavorativa sono la sintesi tra le skill tecniche e le soft skill, abilità relazionali, possedute da una persona. Le prime sono visibili, misurabili e certificate da titoli e attestati di studio. Le seconde sono stimate da figure esperte con test, colloqui e altre modalità, che in generale implicano un significativo investimento di tempo da parte di persone qualificate. Joule Company ha sviluppato un algoritmo potenziato dall'intelligenza artificiale che individua in modo automatico le soft skill, riducendo in modo rilevante tempi e costi delle prime fasi del processo di selezione. Lungi dall'essere un tentativo di disumanizzare il management, è uno strumento che amplia lo spazio del calcolo e, così facendo, esalta e qualifica il contributo del giudizio espresso da chi ha la responsabilità di individuare le persone adeguate a ricoprire certi ruoli. Intuizione. Prima di ChatGPT, qualche persona avrebbe potuto pensare che Joule Company promettesse l'impossibile. Dopo il 30 novembre 2022, senza se e senza ma, a Laura Sposato vanno riconosciute intuizione imprenditoriale, cioè aver colto un'evoluzione ancora ignota ai più, pensiero sistemico, cioè aver saputo trasformare l'intuizione in piani di azione e processi organizzativi, e leadership ispiratrice, cioè aver saputo coinvolgere e stimolare una manciata di persone a finanziare l'idea e una decina di coetanei a svilupparla insieme. Generazione Z. L'oggi 24enne Laura Sposato è espressione della Z Generation, cioè delle persone nate tra il 1997 e il 2012, definite nativi digitali. Sono le persone più idonee per trovare la sintesi tra emergenti sviluppi tecnologici da una parte e consolidati processi sociali dall'altra. Hanno l'età per essere autentici rule breakers e cambiare in modo significativo prassi sociali e regole gestionali. Vanno secondati nel loro intento e supportati con principi di responsabilità morale, di etica degli affari e delle professioni. C'è anche chi li guarda con sospetto e li definisce whippersnapper, ovvero impertinenti, sbruffoni. Bisogna ignorare queste persone e seguire invece chi mette i nativi digitali nelle condizioni di esprimere e concretizzare le loro idee di futuro.